Vi mostro a voi un po' la spazzatura che c'è per strada, davanti all'isola ecologica. Gentilmente aspettiamo una risposta dell'ente di competenza, grazie. Continuano le richieste del cittadino signor Sodano della via Offamilio che giorni fa con un suo video inviatoci denunciava l'abbandono totale da parte del comune per il ritiro della spazzatura in quella zona. Il signor Sodano oggi ritorna sulla questione con un suo comunicato denunciando come sono da 10 giorni che abbiamo la spazzatura a casa e ancora i signori del comune, scrive Sodano, non sanno darci risposta di dove dobbiamo andare a gettare la spazzatura. Sodano continua che ci stiamo intossicando, non possiamo più stare dentro casa per la puzza. Tale quesito è stato da noi girato all'assessore Amel che ci ha assicurato che il caso sarà al più breve risolto. Io conosco il signor Sodano che abita nella via Offamilio e che è molto attento, diciamo, ai problemi dello smaltimento dei residenti via Offamilio. La discarica di Fondacazzo in questo minuto è chiusa, il punto di conferimento di Fondacazzo a questo momento è chiusa e quindi non c'è sorveglianza e chiaramente questo ha portato allo sversamento di immondizia indifferenziata da parte di anonimi che in ogni caso cerchiamo di stanare. E comunque io posso dire ai cittadini, ai concittadini della via Offamilio che speriamo in maniera concreta in settimana di dargli una risposta positiva secondo le loro richieste che sono state, diciamo, che abbiamo trattato nel corso di un incontro che abbiamo fatto proprio in quella zona e che sarà, penso, abbastanza soddisfacente per loro. Intanto ci giungono in redazione lamentele dei cittadini del villaggio Mosè circa l'isola ecologica che sorge in tale zona. La discarica doveva avere un tempo limitato, ci dicono i cittadini, ma ancora nulla è stato fatto per spostarla in altra parte di Agrigento. Non è più sopportabile il cattivo odore che arriva, in particolare ci dicono quando si scarica l'umido e il continuo via vai di mezzi e la polvere che sollevano quando si scaricano i rifiuti. Pertanto giriamo tale protesta, così come ci è stato chiesto sia al sindaco che all'assessore Amel, per una fattiva soluzione del problema.